E allora eccoci in serra, abbiamo parlato della talea, cioè del modo in cui provare noi da soli a casa a farci la nostra piantina, in questo caso di stevia. Sauro, io sono pronta, devo imparare come si fa la talea, sono pronta a guardare. Benissimo, tutte queste qui sono piantine ottenute per talea, si vede, si riconoscono facilmente per il fatto che hanno un fusto centrale principale o due fusticini, sono legnose alla base, qui è abbastanza marcato, evidente, alcune hanno una ramificazione che sale e un fusto che sale, poi si ramifica, altre sono dalla base, si ramifica prima e poi ogni volta che noi tagliamo, che noi apportiamo, eliminiamo dei fusticini per robustire la pianta, ecco che parte una nuova ramificazione, formando così nuovi individui, nuovi getti. Quello che serve, abbiamo detto, è una talea più possibile legnosa, legnosa o semilegnosa. La parte erbacea in questo caso è troppo delicata per ottenere una nuova piantina, quindi dobbiamo cercarci un rametto un po' più legnificato. Questi sono esuli, sono troppo deboli, troppo fragili, sicuramente non utili. Possiamo guardare un po' in mezzo, cercare fra varie piantine, parti di pianta che abbiamo, troviamo solamente la parte più legnificata sotto. Se guardiamo ancora qui attorno troviamo delle parti di pianta più robuste, tipo questa qui un pochettino più lignificata, e ora possiamo con le nostre forbici tagliarci il rametto, tagliamo abbastanza basso. Io sono interessatissima, farò probabilmente dei disastri per il resto della mia vita cercando di fare la stessa cosa, ucciderò delle povere pianticine, ma va bene. E questo si vede più legnoso rispetto agli altri, è probabilmente un bastone, una ramificazione un po' più robusta, che ha affilato maggiormente, anche se sotto ha delle ramificazioni. Ora ci trasferiamo sul banco dove prepariamo la nostra talea e la invasettiamo. Pronti? Allora venite con noi, venite con me, con Sauro. Intanto iniziamo a dare un'occhiata a scoprire questa serra, che è un posto in cui verremo spesso durante questo anno di trasmissioni assieme. Impareremo di volta in volta qualche cosa di nuovo. Ci sono tantissime piante, di molte ovviamente ancora non abbiamo parlato, però ne parleremo in tutte le prossime puntate. Io sono un po' curiosa, dopo posso aiutarti a fare la talea? Volentieri. Ti fidi? Proviamo, vediamo che succede. E allora guardate, qui siamo in un vero e proprio banco, stiamo arrivando in un vero e proprio banco di lavoro, quelli che noi comuni mortali a casa non abbiamo. Qua infatti inizia piano piano a vedersi, c'è un banco pieno di terra e non è da spolverare, no? Questo no, assolutamente, forse anche un po' troppo disordinato, comunque è il terriccio, il materiale che noi utilizziamo per propagare, per invasettare le piantine, per trasformare poi una talea, un rametto o un semino in una nuova piantina. Pronti? Iniziamo. Allora, La prima operazione è quella di scegliere la nostra porzione di talea, il nostro rametto. Potremmo quindi tagliare. Vuoi fare tu? sì, Procediamo. allora, Prego io il microfono. il microfono. Quindi, Bisogna tagliare? intanto tagliamo tutte le ramificazioni laterali che non servono. Questa prima parte è quella che scende sottoterra, che rimane sottoterra, quindi la spuntiamo tutta. Ok, ecco ancora questo rametto qui. Poi faremo un taglio sopra al pollice. Arriviamo qui Qua? a questo rametto qui, sopra queste due. Va tagliato in orizzontale o in obliquo? Leggermente obliquo, un pochettino, non troppo, ma è sufficiente. Così va bene? Anche un po' meno. Ok, perfetto. Mia mamma non crederà ai suoi occhi, Sauro. Tu non Questo puoi potremo credere. tenerlo sottoterra. Io farei ancora un taglio a queste due ramificazioni. Sì, benissimo. Poi spunterei le foglioline in cima, in modo da ridurre la traspirazione. Forse con le mani è meglio spuntarle. Sì, Siccome noi facciamo tutto tipo la vita in diretta, squillano anche i telefoni, giustamente. Tutte le spunto. sì. Oppure un taglio netto a mano, Così? o con le forbici come preferisci. Perfetto. Ok. Mi sembra di essere un giustiziere della notte. Le ultime, le Una ultime. piccola cimatura. Vabbè. Poi vedremo fra qualche settimana com'è andato. Quindi prendiamo un po' di terriccio, spiccioliamo un pochettino. Vado? Sì?
mettiamo un po' di questo, anche c'è in mezzo anche della sabbia. Pensa. Ok. Mamma, che tu non dica mai più che io non mi voglio sporcare le mani, eh? Benissimo. Allora, intanto mettere la nostra talea dentro al vasetto. Questo ovviamente è un vasetto un po' grandino, in genere si parte con vasettini più piccoli, si mette tutto in fondo, tutta la sua profondità. Benissimo, possiamo anche cimare un po' di più per arrivare fin qui sotto, così affonda un poco di più inclinata, un po' più alto, più su, stop, cagnonetto, benissimo, si affonda per bene. Aggiungiamo un altro po' di terra. Molto spesso si parte direttamente con dei contenitori più piccolini, delle ramificazioni, delle porzioni di pianta più corte e in vasetti più piccolini, però per questo periodo e per renderlo più evidente può anche essere sufficiente questa operazione. Ben stretto, importante che venga compattato perché la torba, la sabbia già lasciano abbastanza poroso il terreno, quindi si bagna. E se volessimo mettere, visto che siamo al coperto, anche un piccolo nylon sopra, una copertura per mantenere quell'umidità maggiore della foglia perché non si asciughi, non si disidrati troppo, sarebbe ancora meglio. Altrimenti una piccola spruzzatina, di tanto in tanto teniamo umido. Con è tipo gli sufficiente. spruzzini. Oh, povero Sauro, ti ho Va lasciato il benissimo. microfono. Sono entusiasta. Teniamo poi d'occhio questa piantina nelle prossime puntate, vediamo. Facciamo che è la mia piantina Ok, questa, vediamo come cosa cresce, succede. cosa succede. Mi devo impegnare veramente molto. L'ultima volta che ho tentato di far crescere una piantina, poverina, mi ha abbandonato dopo pochissimo. Però non avevo un maestro come te. Invece questa volta sono sicura che andrà Quello che meglio. serve è ricordarsi tutti i giorni, dargli un goccio d'acqua, di controllare l'umidità del terreno e nebulizzare un pochettino le foglioline. Direi che sia più che sufficiente. Non abbiamo messo ormoni di nessun tipo. Gli ormoni aiutano molto spesso a migliorare, a garantire un migliore attecchimento e una migliore radicazione delle nostre piantine. Non dovrebbe esserci problemi. Siamo già un po' avanti come stagione perché siamo a metà settembre, però dovrebbe riuscire a radicare. Oh, meno male che hai detto che siamo un po' avanti, perché così se non va bene non è colpa mia, è colpa della stagione inoltrata. Sauro, Intanto potremmo anche, visto che abbiamo scartato delle parti di pianta, perché asciugarle. Queste possiamo portarcele in casa, seccarle e usarle. quanto ci vuole per seccarle? Direi un paio di giorni. Temperature alte sui 35-40 gradi, ambiente ventilato, si essicca molto rapidamente. Poi eventualmente, una volta essiccato tutto, si defoglia, scartiamo quindi il fusticino, abbiamo proprio la parte più ricca di zuccheri, la mettiamo in un sacchetto di carta, in un vasetto e si usa al momento, sbriciolandola, macerandola finemente come uno preferisce. E facendo un figurone con gli ospiti, che quando gli servi il caffè loro ti chiedono lo zucchero e tu prendi la tua piantina di stevia essiccata, le tue foglioline e gli dici: tesoro, no, guarda che le nuove frontiere, i nuovi orizzonti dell'ecocompatibilità sono questi, gli sbricioli là, non troppa per carità, perché altrimenti gli ospiti non si presentano più a casa, gli sbricioliamo un pochino di stevia e abbiamo fatto un figurone. Mettiamola nei dolci, mettiamola nel caffè, nel tè, dovunque, perché comunque nella frutta, nella macedonia, prima Sauro me l'ha fatta assaggiare assieme a un'altra erbetta, ma ne parleremo nelle prossime puntate. Allora, grazie Sauro. Prego, grazie a voi tutti. Incrociamo le dita. Come la chiamiamo questa piantina? La chiamiamo Deborah. Questa è la piantina Deborah. Deborah, resisti, ti prego. So che abbiamo 40 anni, tu un pelo meno, però dai che ce la possiamo fare. Alla prossima. Oggi invece è una dolce giornata, quindi andiamo a preparare qualcosa di dolce, però rimanendo a dieta, quindi senza utilizzare zucchero. Cosa un po' strana, però si può fare. Quindi andiamo a prendere del latte, lo versiamo normalmente in qualsiasi tegame e andremo a farla bollire con questa pianta che già conoscete senz'altro, che è la stevia rebaudiana. Quindi metteremo proprio i rami a bollire direttamente nel latte, portiamo sul fuoco. E facciamo cuocere. Intanto, a parte, perché la crema che faremo oggi non sarà la classica crema gialla, ma sarà una crema bianca. Quindi andremo ad utilizzare
Non il rosso dell'uovo come si fa normalmente, ma soltanto il bianco. Poi in una prossima puntata vedremo anche come utilizzare i rossi senza i bianchi per non buttare via niente. Andiamo ad aggiungere al nostro bianco d'uovo della farina. Cercate di non ammucchiarla troppo, ma di mescolarla spesso, perché rischia di fare dei grumi. Se avete la possibilità di un setaccio, ancora meglio. Normalmente mettendo zucchero con la farina andiamo ad evitare il discorso grumi, ma in questo caso abbiamo già il nostro dolcificante naturale e quindi bisogna stare un pochino più attenti. Una volta preparato il nostro composto, aspettiamo che la nostra stevia possa bollire col latte per una decina di minuti circa, in maniera da poter lasciare tutto quanto il suo zucchero nel latte. Passati i nostri 10 minuti circa, andiamo a togliere la stevia. Quindi la scoliamo semplicemente, perché avendola lasciata intera non lascia neanche residui nel latte, perché abbiamo lasciato proprio i nostri rametti interi. E adesso andiamo ad utilizzare questo latte per fare la crema bianca. Prendiamo le nostre uova, bianchi d'uovo battuti con la farina, e li mettiamo piano piano nel latte. Mi raccomando, sempre mescolando. Felicissimi i nostri cameraman che gli sto impallando tutto quanto col piatto. E piano piano andiamo a restringere, a far bollire la nostra crema. Ok, sì. Andiamo a togliere la nostra crema dal fuoco. E andremo a versarla in piccole coppette.
Andiamo a posizionare le nostre coppette nel frigorifero per farle raffreddare. Passate un paio d'ore andremo a togliere il prodotto finito. Vediamo ora com'è diventata la nostra crema. Eccola qua. Andremo a servirla accompagnata da una fogliolina di stevia e una piccola spolverizzatina di cacao. Visto la nostra ricetta dietetica, cacao amaro. E allora, avete preso appunti per la ricetta di Katia? Può capitare che vi siete persi qualcosa, ma non disperate. Perché? Perché potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di Diffusion più Bio, ma anche tutte le puntate di Diffusion, quelle di Chick Chat, quelle di Love, quelle di iLife, quelle di Style, le potete sempre rivedere sul nostro canale YouTube, quello di DTV. Ma potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, appunto, anche lei si chiama Facebook DTV, e anche sul nostro sito www.di-tv.net. Questa puntata si chiude qui, ma io vi do già appuntamento a domani, venerdì, lo sapete, ormai l'avete imparato, accidenti, siamo all'11ª settimana, sicuramente ci seguite da così tanto tempo che avete preso appunti su tutto. Bene, domani puntata iLife, parliamo di nuove tecnologie, precisamente impariamo tutto quello che c'è da scoprire su un televisore satellitare, un variatore di luminosità integrato invece sarà quello che impareremo a realizzare, e poi Giuseppe Valentino ci parlerà di energia nucleare. Non mancate, io vi aspetto qui.